Si- Venerdì 26 giugno, San Vigilio. È il 178° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 188 al termine. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 21:03. La luna si leva alle 10:50 e tramonta a 00:15. Viene impiccato Rocco Pion di Borgogna, di anni 20. Nella notte del 21 maggio precedente, con alcuni complici, era penetrato nella casa del colonnello Don Diego di Villalobes a Villafranca, depredando e malmenando la famiglia del colonnello. Mentre i complici non saranno più arrestati, dopo 6 anni il Pion cadrà nelle mani della giustizia. Le previsioni per domani. In pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sulle zone montane permangono condizioni di variabilità con schiarite alternate da nuvolamenti, specie durante le ore centrali, con probabili locali rovesci o temporali. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ulteriore aumento con valori che si porteranno sopra la media del periodo. Secondo la scienza, di tabacco si può solo morire. Eppure sembrerà strano, ma non tutti sono così categorici a riguardo. E c'è anche chi sostiene che di tabacco si vive, o meglio, si viveva. È il pensiero e la memoria storica della gente della Val Brenta. A rivoluzionare la povera economia della valle arrivò nella seconda metà del Seicento una pianta esotica, il tabacco. Della plurisecolare storia di questa coltivazione, oggi quasi estinta, rimane il ricordo nei caratteristici terrazzamenti sostenuti con muri a secco e denominati masiere, che si innalzano sui pendii delle montagne fino a 400-500 metri sul livello del Brenta. Ma per secoli, dalla coltivazione del tabacco e dal suo contrabbando, la gente del canale di Brenta aveva ricavato quel minimo che le garantisse almeno la sopravvivenza. E proprio con l'intenzione di mantenere viva la storia della coltivazione di questa essenziale pianta nelle memorie di una popolazione veneta che fin dalle epoche più remote ha saputo prima adattarsi e convivere con questa malaterra, aspra e selvaggia, fino a industrializzarsi in 1000 maniere, legittime o meno, per sopravvivere, nasce il Museo Etnografico Canal di Brenta. Il Museo di Valstagna riserva un'attenzione particolare alla coltivazione del tabacco, le cui vicende sono state indagate in modo approfondito in tutti i diversi aspetti, con attenzione agli attrezzi utilizzati e all'individuazione di ruoli e suddivisioni del lavoro. Molti riferimenti riguardano poi il rapporto con l'apparato statale, rappresentato dal monopolio e dalla Guardia di Finanza, tema strettamente connesso con il fenomeno del contrabbando, che non poteva che avere uno spazio di riguardo, per la sua capillarità e importanza, come fonte di integrazione del reddito.